Bentrovati. La par condicio per il periodo elettorale è terminata, per cui eccomi di nuovo con voi con l'Isola. In questi mesi di assenza abbiamo assistito ad una campagna elettorale per le europee delirante e incredibile. I leader dei vari partiti giocavano chi la sparava più grossa. C'era chi chiedeva l'uscita dall'euro senza spiegarne le conseguenze, chi voleva uscire tout court dall'Europa Unita, chi prometteva dentiere gratis, chi voleva stipendiare le casalinghe e aumentare le pensioni minime a 800.000 euro mensili, ovviamente senza spiegare dove trovare le risorse. Ma in queste settimane sono state le notizie di carattere giudiziario ad occupare le prime pagine dei media, come l'arresto dell'ex ministro Scajola, come la condanna definitiva a 7 anni di carcere per mafia a Marcello Dell'Utri, fuggito a Beirut prima della sentenza e ora ospite delle patrie galere dopo l'estradizione dal Libano, e poi le retate dei magistrati che hanno scoperchiato gli ennesimi verminai malavitosi sugli appalti dell'Expo 2015 di Milano e sul Mose di Venezia. E a proposito del Mose di Venezia vi invito a guardare su internet la mia isola del 6 aprile del 2011. Già allora era evidente la pericolosità del consorzio Nuova Venezia. Ora, anche coloro che erano scettici quando in questi anni tornavo contro la corruzione diventata endemica nel nostro paese dovrà, se non è complice e non ha la mortadella negli occhi, ricredersi. Ormai è del tutto evidente, l'Italia sta sprofondando in una corruzione a tutti i livelli da sembrare inarrestabile. Se non viene estirpata con nuove leggi, con una nuova etica pubblica e con una nuova percezione del fenomeno anche da parte dei cittadini, la corruzione si mangerà quel che resta del paese. Ad esempio, per i cittadini per bene è inaccettabile che Formigoni, ex governatore per 20 anni della Lombardia e attualmente parlamentare, rinviato a giudizio per corruzione, associazione a delinquere e altro ancora, venga invitato nei talk show televisivi e si atteggi a statista. Come è inaccettabile che un delinquente si presenti agli italiani come un padre della patria. Come è inaccettabile che molti uomini politici, quando alcuni di loro colleghi di partito vengono beccati con le mani nella marmellata, ci prendano per i fondelli con la solita giaculatoria. Noi siamo garantisti e fino alla sentenza definitiva devono essere considerati non colpevoli. Com'è inaccettabile che la stragrande maggioranza dei consiglieri regionali della passata legislatura della nostra regione abbiano banchettato in maniera oscena con i nostri soldi e alcuni di questi siano stati addirittura rieletti, continuando così ad occupare la dorata poltrona pagata profumatamente con le nostre tasse, mentre altri si difendono nei tribunali con un'arroganza stomachevole. Com'è inaccettabile che la più grande azienda distributrice di latte friulana sia accusata di vendere latte tossico, ricordando con tristezza che un tempo si diceva che il friulano era salt, onest e lavorador. Com'è inaccettabile che le varie cricche di banditi che in questi anni hanno spolpato il paese siano ancora ai loro posti di comando, liberi di continuare le loro ignobili razzie. Com'è inaccettabile che nelle prigioni italiane siano incarcerati solo 156 persone condannate per corruzione ed evasione fiscali, reati tipici della razza padrona. E questo drammatico rosario potrebbe continuare per ora. E allora cosa devono fare in uno scenario così deprimente i cittadini onesti per bene, che non dimentichiamolo sono la maggioranza, incominciando ad esempio a mettere ai margini della società civile, come avveniva un tempo, chi è dedito al malaffare? Com'è necessario un nuovo codice etico da ricostruire nei nostri comportamenti sia privati che pubblici. Sicuramente c'è un problema anche di codice penale, ripristinando ad esempio il reato di falso in bilancio e ripensare la prescrizione che manda in fumo 130.000 processi all'anno. Per cui Galan, faccio un esempio di stretta attualità, l'ex governatore del Veneto, oggi parlamentare, accusato di aver preso 1 milione all'anno di tangenti a partire dal 2006, è già di fatto prescritto fino al 2007. Il resto si prescriverà durante le fasi dei vari processi se verrà rinviato a giudizio. E così, anche se verrà provato che Galan è un corrotto che ci rubava con le tangenti cifre a 6 zeri l'anno, non solo non andrà in galera, ma non restituirà nulla del maltolto. Questo è purtroppo lo stato dell'arte. Dopo tanti proclami, Renzi e compagnia devono passare ai fatti, altrimenti le loro sono solo chiacchiere inutili per intortare i gonzi. Ci rivediamo giovedì prossimo.